Ben ritrovati amici di Sei a Casa e benvenuti ad una nuova puntata. Da lunedì siamo nuovamente in zona arancione, c'è preoccupazione per le piccole imprese, ne parliamo con il presidente di Confartigianato Verona, in collegamento con noi c'è Roberto Iraci Sareri. Ben ritrovato. Buonasera a tutti. Allora Presidente, siamo tornati purtroppo a nuove restrizioni con il Veneto in zona arancione in base all'andamento in peggioramento della diffusione del Covid-19. Questo preoccupa, immagino, le piccole imprese e anche Confartigianato? Assolutamente sì, perché è da oltre un anno che viviamo questa pandemia e da oltre un anno che sentirci dire le stesse cose. Quindi sicuramente la campagna vaccinale dovrebbe partire in maniera migliore rispetto a quella che è stato fino adesso, perché crediamo, ma ovviamente non siamo gli unici, che sia l'unica soluzione per poter uscire velocemente da questa situazione. E altre cose che bisognerebbe fare è sicuramente pensare a come investire bene questi soldi del Recovery Plan, ad esempio, perché bisogna assolutamente tener conto di quello che è il tessuto imprenditoriale nazionale, che è formato dal 94% da piccole e medie imprese. Di conseguenza non si può guardare a queste imprese con lo stesso cannocchiale col quale si guarda per esempio le industrie. Pensare di avere una visione a lungo termine e una visione a breve termine, perché bisogna assolutamente sapere dove si vuole andare. Mi viene in mente per esempio il bonus del 110%, faccio un esempio così riesco a farmi capire, sicuramente poteva essere un volano di ripresa, ma se abbiamo visto così poche partenze per quanto riguarda appunto i cantieri nell'anno 2020, dovremmo anche domandarci perché. Quindi sburocratizzare, snellire quelle che sono le pratiche, agevolare queste situazioni per fare in modo che la ripresa sia veramente una ripresa effettiva. E per quanto riguarda il bonus, almeno prorogarlo fino al 2023, questo è quello che mi sento di dire. Sì, c'è bisogno di una proroga, comunque preoccupazione quindi per la situazione attuale, ma anche per il futuro che è piuttosto incerto. Ecco, quali sono le vostre stime sulla situazione delle piccole imprese? Le stime a livello di Confartigianato siamo arrivati al 32% delle imprese che hanno problematiche più o meno importanti. Ovviamente in questi mesi avremo più una stima effettiva perché qualcuno ha già deciso di chiudere, qualcuno comunque sta resistendo e aspetterà ovviamente, come dicevo prima, anche le situazioni che si andranno evolvendo dal punto di vista anche delle normative, dei decreti da questo nuovo governo. Sarà molto importante questa fase che stiamo vivendo perché veramente può essere là per dare un aiuto oppure creare dei problemi irreversibili per le nostre aziende. Se pensiamo alle aziende in difficoltà, ovviamente sappiamo che tutta la filiera che riguarda il comparto del turismo lo è, dai tour operator per esempio il settore fieristico, mi viene in mente quello, ma penso anche alla moda, al comparto della moda, penso ai servizi che comunque registrano una perdita anche quelli. Quindi direi che bisogna cercare di fare in questi mesi le cose giuste nel momento giusto e nei tempi giusti. Mi viene da pensare per esempio tutte le volte che abbiamo detto non si può pensare a dare dei ristori alle aziende solo per il codice Ateco. Finalmente siamo arrivati a capirlo, finalmente si va a dare degli aiuti, ma dopo ne parleremo magari in maniera più esplicita alle aziende che hanno effettivamente delle difficoltà, che hanno avuto perdite di fatturato, quindi al di là del codice Ateco che la Camera di Commercio gli dà per distinguerlo. Quindi ristori commisurati alle reali perdite subite dalle aziende e questa davvero sarebbe una svolta perché fino ad ora, come diceva bene, si sono sempre basati sui codici Ateco e questo è un grande lavoro che sta portando avanti Confartigianato. Ecco, avete sempre affermato che chi può lavorare in sicurezza dovrebbe poter continuare a farlo, lo conferma oggi?
Sì, lo confermiamo, è da poco insomma, che abbiamo visto che per esempio i parrucchieri come gli estetisti non potranno lavorare in zona rossa. E noi crediamo che laddove ci siano i protocolli di sicurezza firmati ancora a marzo del 2020 da 14 parti sociali, si possa lavorare, si debba continuare a lavorare, ovviamente in sicurezza con tutte le normative che la legge prevede. Ci sono due punti che però sono ancora un po', che vacillano un po', hanno bisogno di normative ben precise. Uno riguarda la responsabilità penale e civile per quanto riguarda il datore di lavoro, laddove ci sia una malattia riconosciuta da Covid come malattia di lavoro. E quindi qua ancora la normativa deve essere ancora più chiara da questo punto di vista per evitare che il datore di lavoro si ritrovi poi delle vertenze civili o penali oppure per esempio da parte dell'INAIL che venga richiesto qualcosa. L'altra riguarderà sicuramente, come dicevo prima, ci auguriamo che la campagna delle vaccinazioni parta il più presto possibile, il più velocemente possibile, ma laddove ci sia un lavoratore che non ha la volontà di farsi vaccinare, capire come bisogna comportarsi, perché potrebbe mettere a rischio anche gli altri lavoratori. Quindi vorremmo evitare che poi sia sempre il datore di lavoro che ne fa le conseguenze. Ecco, Confartigianato ha già offerto al governo la propria disponibilità per contribuire anche alla diffusione della campagna vaccinale. Sì, noi abbiamo l'ente bilaterale dell'artigianato e qui insomma abbiamo già detto al governo a livello nazionale, ribadisco che siamo pronti a dare una mano per agevolare la campagna delle vaccinazioni. Ecco, tornando ai ristori, cosa ne pensa riguardo la loro efficacia nell'aiuto alle imprese in difficoltà? Questo è un argomento sul quale magari potremmo parlarne per qualche ora. Per andare sul punto direi che non basta fare dei proclami e parlare di cifre importanti per quanto riguarda i ristori, se poi alla fine arrivano forse laddove arrivano delle mancette. Bisogna essere molto chiari perché poi questi ristori dati così a pioggia senza una logica ben precisa creano un ulteriore debito pubblico e non aiutano sicuramente le aziende. Quindi è bene che si sia pensato ovviamente a dare dei ristori come dicevo prima, a chi ha effettivamente avuto difficoltà, e spero che si vada avanti in questa direzione perché insomma bisogna pensare che quello che andiamo a spendere adesso poi diventerà appunto un debito per noi, quindi insomma se poi questo diventa qualcosa che è inutile per le aziende, facciamo il doppio danno, quindi facciamo danno due volte. Ecco, mi sento di citare il discorso del nuovo Presidente del Consiglio Draghi, che proprio inizio settimana insomma, ha parlato in merito alle nuove restrizioni, no? E ha detto un paio di frasi che un po' mi hanno fatta riflettere. La prima dice il governo deve fare la sua parte e la seconda non possiamo fare promesse che non possiamo mantenere. E questo un po' mi preoccupa perché forse vuol dire che quanto ci è stato promesso fino ad ora non era poi mantenibile. Ecco. Sì, infatti la dimostrazione è che comunque, come dicevo prima, quello che poi è arrivato effettivamente alle imprese è poco e insufficiente. Bisogna pensare magari a dare delle altre alternative come possono essere una detassazione, un aiuto per esempio per il costo del lavoro, cioè qualcosa che sia veramente di concreto, di aiuto concreto alle aziende perché possono poi ripartire e rimettersi in moto in maniera efficace, efficiente e immediata. Quindi c'è la possibilità, non credo che sia come dicevo prima, le mancette che arrivano, ma ci sono dei sistemi. So che comunque il governo sta dialogando con l'associazione di categoria, compresa ovviamente il Confartigianato, e questo insomma qualche risultato è arrivato in tal senso, magari ne parleremo anche dopo, però ecco il dialogo e il confronto dicevo prima, non bisogna guardare le aziende medio-piccole come si guarda le grandi aziende, bisogna avere una visione diversa.
e Chiaro. quindi il dialogo e il confronto continuo può essere sicuramente utile in tal senso. Ecco Presidente, siamo in chiusura, un risultato di Confartigianato in favore ovviamente delle imprese importante da citare. È proprio di qualche giorno fa il nuovo decreto prevede appunto che si possa dare degli aiuti non in base bimestrale come era stato proposto prima, ma in base all'anno 2019, quindi a tutto l'anno. Sono mesi che noi lo diciamo, non si può assolutamente pensare di dare qualcosa alle aziende solo in base ai 2 mesi, che sia gennaio o febbraio non ha importanza del 2019 rispetto al 2020 perché non è un indicatore attendibile, ma adesso sembra che si vada nella direzione di valutare tutto l'insieme dell'anno e quindi ecco che allora si riesce veramente a valutare in maniera efficace e effettiva quelle che sono le perdite delle aziende rispetto al 2019 e rispetto al fatturato del 2020. Quindi questo è un risultato che è arrivato da pochi giorni e insomma ci fa capire che insomma, come dicevo prima, il dialogo e il confronto è utile e serve assolutamente. Bene, grazie davvero al Presidente di Confartigianato Imprese Verona, Roberto Iraci Sareri, per essere stato con noi. Ci rivedremo sicuramente nelle prossime settimane. Buon lavoro. Grazie a tutti voi. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità.